Sicuramente sicurezza, mobilità lenta, una prospettiva, un'esperienza da vivere e quello che io vorrei che domani fosse nuove opportunità per i giovani. Quanto ampio è il tratto che avete inaugurato oggi? Allora, complessivamente si tratta di 3,5 km, di cui 1 e 2 a sbalzo sulla laguna. Abbiamo dimezzato i tempi previsti nel cronoprogramma e quindi siamo molto fieri di questo lavoro che è stato fatto cercando di arrecare meno fastidio possibile, perché per noi la sicurezza della via è un tema importante, ma oggi diventa anche un'esperienza. Valore aggiunto straordinario perché permette di vivere uno spazio incredibile come quello che abbiamo alle nostre spalle qui, che è patrimonio dell'UNESCO e che oggi viene messo in sicurezza e quindi diventerà uno dei punti, credo, di eccellenza di quella che sta iniziando la Regione del Veneto a costruire, che è il piano della mobilità sostenibile che il piano regionale dei trasporti prevedeva e che vede opere come questa e mettere il Veneto al centro di una mobilità internazionale, quindi non solo nazionale, con 5 ciclovie che dimostrano che il Veneto attraverso questo tipo di intervento capisce anche le nuove tendenze del turismo. È una ciclabile sicuramente che va oltre il comune di Cavallino. Questa è certamente una pista ciclabile a livello metropolitano. Questa si collegherà con una pista ciclabile che prosegue da Cavallino a Treporti fino a Punta Savioni e arriva in terraferma attraverso la pista ciclabile lungo il Sile per congiungersi dopo a Marghera. Un'esperienza unica da vivere a piedi in bicicletta, da godere al tramonto, all'alba, di notte, sempre.